5 giugno, festa dei Carabinieri, non solo una giornata di festeggiamenti ma anche per premiare chi si è distinto, ad esempio la compagnia di Sciacca. Sì, oggi è la giornata che a noi serve per poter premiare chi si è distinto nelle proprie attività di servizio, in particolar modo i Carabinieri di Sciacca che hanno interrotto una bruttissima serie di rapine in abitazione che si stava svolgendo nella provincia con modalità molto efferate. Questi sono reati che preoccupano molto la popolazione giustamente e devono essere interrotti il prima possibile. Un bilancio su quest'anno di attività, quali sono le criticità del territorio, il grado di criminalità? Il bilancio è ottimo, le criticità del territorio sono parecchie, dovute soprattutto alla criminalità organizzata, ma anche al perdurare della crisi che crea una serie di fenomeni correlati. Prospettive per il prossimo anno, da dove cominciare a lavorare? Che non vi fermate mai, quindi. Per il prossimo anno contiamo di continuare in questo modo e soprattutto di affrontare sempre in maniera più incisiva il problema della mafia. Un suo augurio all'Arma dei Carabinieri. Gli auguri all'Arma dei Carabinieri per il tramite del comandante provinciale, del suo vice, colonnello Azzolini, sono direi sostanzialmente quotidiani. Ecco, l'augurio che faccio all'Arma dei Carabinieri è di continuare a essere così in estrema fratellanza, in estrema vicinanza, estrema solidarietà. Come ha detto il colonnello Mettifogo, sono proprio questi poi sentimenti che emergono anche all'interno delle riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia. C'è un clima di assoluta leale collaborazione, ma leale vera, leale sincera, non è solamente formale. Ora, questo clima mi auguro per la prefettura, per le istituzioni, ma in realtà per la collettività, che continui a esserci così come c'è sempre stata, sono certo che ci sarà.